Ricorderete tutti le polemiche e la preoccupazione delle pazienti di senologia per la scelta del direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza di sopprimere l'unità chirurgica del San Bassiano a favore di quella presente a Sant'Orso. Una decisione che, appena resa pubblica da noi di Rete Veneta, ha immediatamente formato un ampio coro di dissenso. Sindaci, politici e cittadini uniti, per una volta senza bandiere politiche o di partito. A metà gennaio il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco aveva presentato un'interrogazione e una mozione che sono finite direttamente sulla scrivania del governo veneto. Oggi la vicenda è stata oggetto di discussione. Com'è andata? Ecco un estratto del Consiglio regionale. Dalla sera alla mattina, con un atto aziendale, il direttore generale ha cancellato una struttura prevista dalla programmazione regionale. Siccome hanno insegnato al sottoscritto negli ultimi anni che la programmazione la fa il Consiglio regionale e questa è una legge che ha previsto il Consiglio, che poi è stata anche questo documento è stato approvato e validato anche dalla Giunta regionale, mi chiedo come possa un direttore generale cancellare così la programmazione fatta dal Consiglio regionale. E fin qui il motivo che ha spinto il vicepresidente Finco a presentare l'interrogazione. Ecco adesso la risposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Gli ultimi dati raccolti dalle attività svolte da tali strutture nell'anno 2021 hanno evidenziato una forte crescita per l'ospedale di Sant'Orso e una netta diminuzione per il presidio di Bassano, motivo per cui l'azienda USL 7 ha proposto di centralizzare gli interventi chirurgici presso la sede della Breast Unit. La direzione sanità sociale sta analizzando i singoli atti aziendali per vedere se sono congrui rispetto a quella che è la programmazione e poi quindi darne il via libera oppure chiedere modifiche e osservazioni. Una risposta che ha scatenato la dura replica di Finco. Un direttore generale, quando fa delle scelte che riguardano il territorio e quando fa delle scelte che riguardano la programmazione fatta dal Consiglio regionale, deve avere la decenza di convocare la parte politica, di spiegargli determinate situazioni e dopo di conseguenza adottare determinate strategie. Mentre un tempo i direttori generali avevano una certa, anche attenzione e coinvolgevano la parte politica in determinate scelte, oggi qualcuno mi sembra un po' un despota che decide al di là della politica. Per me la politica ha ancora un valore, la politica decide, programma e i tecnici fanno l'attuazione delle scelte della politica. Quindi qual è il risultato finale? Semplicemente la richiesta di altro tempo per svolgere le opportune verifiche.